Chiediamo, magari allarghiamoci, Presidente, 2031 chiavi in mano garantito. Beh sì, è una giornata storica perché si parte con questa grande operazione, uno degli ospedali sicuramente di riferimento a livello internazionale, 1682 posti letto il primo polo italiano per posti letto, 90 terapie intensive, 45 sale operatorie e post operatorie e poi 7 piani di torre della ricerca. Direi che questo è un sogno che si realizza, molti lo stanno sognando, noi lo stiamo realizzando. Mancano 9 anni, 8 anni, non c'è il rischio che nel 2031 questo ospedale diventi vecchio? Beh, decisamente no, anche perché comunque è un ospedale che prevede una struttura di base che assolutamente non sarà obsoleta fra 9 anni, ma soprattutto ricordo che tutto quello che è il contenuto, il layout interno e nuove tecnologie saranno quelle dell'ultimo miglio, quindi dell'ultimo anno, degli ultimi 2 anni. E del resto gli ospedali si possono fare solo con questa modalità. Avete sottolineato il fatto, sì, Facendo male, una volta. ha posto tantissimo interesse su questa torre della ricerca con un invito anche quello di non far fuggire i cervelli ma in qualche modo di trattenerli qua. Senta, siamo davanti al più grande polo ospedaliero a livello nazionale, tra i più grandi a livello internazionale, 1682 posti letto, una torre della ricerca, terapie intensive, 45 sale operatorie, diciamo che ci sono tutti gli strumenti per essere assolutamente attrattivi. Cioè il professionista, il medico che si laurea oggi non può che guardare a questo ospedale come un punto di arrivo. Presidente, lo definiva l'ospedale Però uno alla volta, ragazzi. Scusate, ma da qui non sentiamo. Dicevo, lo ha definito l'ospedale del futuro. Assolutamente sì, e questo peraltro diventa il primo polo ospedaliero nazionale e tra i più importanti e performanti a livello internazionale, per i numeri ma anche assolutamente per avere questa torre della ricerca affiancata ai 963 posti letto, che in totale poi assieme all'altro polo danno 1682 posti letto. Presidente, un'opera mastodontica, altamente tecnologica, quasi futuristica, che cambierà il volto della città in un momento in cui le materie prime sono schizzate, insomma c'è stato anche da considerare quello. Sì, considerate che comunque questo non sarà solo un ospedale per la città, sarà un policlinico universitario di lignaggio di standing internazionale, questo lo dobbiamo dire. Alla città abbiamo dedicato parte di questo polo che è il Giustinianeo, che ha 712 posti letto, un grande pronto soccorso e una rivisitazione di tutta l'area con un sacco di demolizioni e quindi recuperando anche il parco e l'area delle mura e diciamo, aumentando anche l'area parco. Dall'altro direi che ci sono tutti i presupposti perché comunque si vada ad attestare come uno dei grandi interventi della storia della sanità a livello internazionale. Se ne parla in un momento in cui, come ha detto lei, mancano 3.500 medici. Solo i pessimisti non fanno fortuna, i medici arriveranno, abbiamo delle proiezioni che a 5-6 anni arriveranno un bel po' di medici nel comparto sanitario. C'è anche da dire che come accade nella vita, nelle aziende, nelle industrie, nei mercati, nei momenti di crisi è il momento di investire. Noi vogliamo trovarci pronti quando ci saranno i medici, ci saranno professionisti e vogliamo che il nostro ospedale, il nostro polo, la nostra sanità venga scelta per prima. Senta Presidente, come funzionano i finanziamenti? Per i finanziamenti, mi sono dimenticato di dirlo, noi stiamo tentando, o meglio, stiamo chiudendo, io spero, diciamo positivamente, un accordo con INAIL e quindi pubblico su pubblico per almeno 800 milioni di euro e stiamo lavorando su questo fronte, spero che si possa assolutamente venire a capo. Comunque l'ospedale si fa. Poi ci sono anche i fondi già messi da parte della Regione? Ai fondi della Regione sì, però noi vogliamo anche dedicare una grande parte a quello che sarà, diciamo, il software all'interno di questo hardware, no? Cioè le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, fare in modo che il medico che guarda il Veneto dica io voglio andare lì a lavorare, perché lì si fa ricerca, lì si fa cura ad altissimi livelli, che è esattamente quello che facciamo. Quando diciamo che siamo i primi per trapianto di cuore, i primi addirittura aver trapiantato un cuore da cadavere non battente, è la dimostrazione che siamo sempre i numeri uno. Ci sarà un finanziamento del PNR per la torre della ricerca? Ma guardi, io spero di sì. In generale nella rinegoziazione del PNRR direi che questo è il classico intervento da PNRR e purtroppo il negoziato fatto in passato non prevedeva questi interventi. Però comunque mai dubitare sul fatto che dopo la pioggia arrivi il sereno. Grazie.